L'ultima traccia di Ivan si perde qui, lungo le rive del Brenta e ai confini tra Padova e Vigonza, nel percorso che il sedicenne di origine ucraina che vive ad Abano Terme con la sorella Oksana aveva iniziato a percorrere ogni giorno per tornare a casa dalla scuola di Noventa Padovana che frequentava. Sono le 16 di venerdì scorso quando la cella del suo smartphone viene agganciata. C'è anche un testimone, l'ultima persona ad averlo visto, che lo avrebbe notato camminare sulla passerella della linea ferroviaria. Da quel momento solo il silenzio che ha lasciato nella disperazione la sorella, che ha diffuso le foto del sedicenne, che al momento della scomparsa indossava una felpa sportiva colore verde scuro, pantaloni verde acceso, le scarpe bianche, lo zaino ingombrante con lo stemma della Juve. Sul fiume, ai confini tra i due comuni, sono tornati al lavoro anche oggi i vigili del fuoco che scandagliano palmo a palmo il fondale del Brenta. Stiamo facendo una ricerca sistematica dal presunto punto, quindi anche qui abbiamo dei problemi perché non abbiamo un punto certo di ingresso in acqua, quindi le ricerche subacquee sono difficoltose. Nel campo base, i mezzi dei vigili del fuoco, presenti anche con le unità cinofile, che hanno percorso e ripercorso la passerella della linea ferrata e tutta l'area circostante. È pomeriggio quando le telecamere di videosorveglianza del comune di Vigonza forniscono un indizio, un punto esatto su cui concentrare le ricerche. Qui la visibilità è davvero molto scarsa. Abbiamo una visibilità di circa 1 metro che per noi è già una visibilità sufficiente per operare, quindi non è un contesto difficile ma non impossibile per noi, quindi riusciamo a fare il nostro lavoro. Un lavoro lento, in cui le armi fondamentali restano la pazienza e la capacità di cogliere anche il minimo dettaglio. Nel frattempo la famiglia di Ivan aspetta notizie.